Il primo settore dove si può risparmiare è quello della spesa alimentare. Più di 1.000 € possono essere risparmiati se noi stiamo attenti alle offerte, se noi confrontiamo i prezzi, se non ci facciamo abbindolare come allodole su, le promozioni, i réclame delle, grandi catene dei supermercati e, soprattutto se usiamo la testa e non la pancia per fare, i nostri acquisti. Poi ci sono anche altre, possibilità di risparmio nel settore dei mutui e dei finanziamenti, anche negli acquisti. La possibilità è quella, soprattutto utilizzando il mezzo internet, che purtroppo va a detrimento, e questo a me dispiace un po', dei negozi fisici sui quali noi abbiamo massima attenzione e vorremmo anche promuoverli di più, però in questo periodo il consumatore, guarda le sue tasche e nota che acquistando in internet talvolta si può, risparmiare e anche parecchio. E poi c'è tutto quanto il versante del, risparmio in casa. Chiaramente qui bisogna mettere, in atto delle strategie, come dire, di minor consumo, quindi di limitazione dell'utilizzo dell'energia elettrica e del gas, perché ad oggi con i prezzi che noi ci ritroviamo e che purtroppo, da quello che mi par di capire, la loro corsa non è ancora terminata, l'unica forma di difesa che noi possiamo mettere in campo in modo valido ed efficace è quella di utilizzare la risorsa in maniera razionale.